Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti, il comandante veneziano, siamo su MotoGP13, andiamo avanti con la carriera in Ducati. Obiettivo primo posto, ma non rompere i maroni. Vai Twitterone. Allora, Zielinski, non vedo l'ora che inizia il GP. Marchetto Marquez è arrivato oggi alle Mans. Sono abituati alla velocità e Alvaro l'autista non vuole essere troppo ottimista. Ma ragazzi, Gran Premio di Le Mans, Francia, quarta tappa del mondiale, 19esimo in griglia come a Jerez. Purtroppo questa è l'ultima gara dell'inizio, un po' sfavorevole, ma possiamo fare comunque punti e poi iniziano le nostre gare, ragazzi. Catalogna, Mugello, Assen, Saxarig, Brno e si gode. Libidine pura, ragazzi, libidine pura. Grande veneziano. Partenza proprio in stile veneziano, cioè di classe, autoritaria, beffarda e rincoglionita. Eccola qua. In sintesi la partenza comendiana. Tracciato bagnato alle Mans, finalmente non c'è la pioggia, ragazzi, il miracolo francese. Ocio. Bravo Comenda, brava Giovanna. Ok. 12esimo posto e possibilità di recuperare infinite. Vai, brutti in mezzo, c'è Patatone. Bande Comendone, un Comendone beffardo, ragazzi. Un Comendone autoritario, nono posto dopo metà giro. Libidine pura alle Mans. Mamma mia, ormai ragazzi, sono un professionista. Sono il Comendone veneziano, nato a Venezia in un giorno stranissimo, nel giorno dei grandi. Sono nato lo stesso giorno di Tori, ragazzi. Dai, Comendone. Comunque, ragazzi, Comendone. Sì, Comendone. Tori dell'88, quindi mi sembra. Quindi un'ottima annata all'88. Vai, veneziano. E siamo all'ottavo posto. Rossi primo. Rossi vuole vincere questo titolo mondiale, ragazzi. Dopo le beffe dell'anno scorso. Intanto la pista è asciutta ormai. E si gode. Dai, vogliamo libidine pura veneziana. Giro record di veneziano, curva un po' di merda. C'è Vizioso e Brad Pitt, Vizioso e Pitt. Vai, Vizioso e Pitt, merda. Bravi ragazzi, molto bene. Sesto posto e siamo ancora in remontata francese. La remontada. In francese come si dice non lo so e non me ne frega un cazzo. Vai che la Ducati, la mia moto, ragazzi, un po' più lenta rispetto alle altre. Vai Comendone. Sesto posto in classifica, ragazzi, sesto posto. Ma possiamo ancora recuperare qualche posizione, crediamoci. Freniamo prima, perché tanto abbiamo visto, ragazzi, che se freniamo un po' prima andiamo sicuramente meglio. Insomma, lo stile comendiano pazzo dei primi tempi chiaramente è un po' superato, perché chiaramente ero giovane e quindi da giovane è anche giusto messo il Comendone nell'età matura per fare delle gare attente da professore, insomma, il professor Comenda. Mamma mia, in questa prima parte del video sto sparando più cagate del solito, eh? C'è l'innominabile Final Lap comendiano. Ciao innominabile. Siamo al quinto posto in rimonta. Sarebbe bello portare a casa un podio francese. In tanti giornali italiani, la Gazzetta e tutti gli altri giornali hanno descritto il Comenda come la leggenda italiana, e anche come l'incazzatore italiano, vaffanculo innominabile. Oggi, ragazzi, il Comenda dovete avere un po' di pazienza. Oggi il Comendone è più rimbambito del solito. Mamma mia, Marchetto Marquez. Sofferenze infinite. Siamo quarti con possibilità di podio incredibili. È che Vale Rossi ha cominciato alla grande sto mondiale. Maledetto Vale. Dai Comendone, almeno un terzo posto, cazzo, un terzo posto comendiano, dai. La staccata della vita adesso, la staccata della vita.
Ocio, bravo veneziano, bravo. E siamo terzi e forse anche secondi. Vediamo se riusciamo a superare il Magnifico. Maledetto Magnifico. Comunque una gran Ducati, ragazzi, un inizio strepitoso di mondiale. Ci siamo. E il Comenda è secondo. Tentiamo la prima posizione, ma la vedo un po' dura. Rossi è troppo avanti. Lorenzo, c'è il controsorpasso lorenzoso. Attenzione, forse primi, no, invece no, secondi, ma alla grandissima, grande veneziani, ragazzi. Importantissimi in ottica campionato e la consapevolezza di poter puntare a risultati importanti. Sì, perché il mio pacchetto è buono, ma io ho un paccone, no un pacchetto. A Guidone Meda, a Guido. E Guidone c'è. Boh. Reading trap. E che risultato deludente. Ma che cazzo vuoi? Che sei un frociazzo. Twitterone. Lorenzo Magnifico, ciao ragazzi, visto che testa sta con veneziano, non c'è che dire. In questo non sbaglia niente. Valentino Rossi, ciao ragazzi, visto che sportellate oggi, stavolta ho vinto io e vaffanculo. Oh, Salmone, le gare sfortunate passano, ma il talento resta. Non sono arrivato secondo, cioè classifiche sono terzo a 13 punti, perché Rossi vola. Prossima gara di casa, moto di casa, pilota italiano. Se non vinco vado a fare in culo. Gran Premio d'Italia team. Tensione comendiana per il Gran Premio del Mugello. Madonna, sta canzone mi sta un po' sul cazzo. Prima posizione, va bene. La zoccoletta molto bene. Twitterone. Allora, Dominic Fati. Il giorno della gara del Mugello si avvicina, sono pronto a godere, vai Comenda. Nicolino Aidi, il Mugello è in assoluto uno dei circuiti più belli e impegnativi del mondiale. Vale Rossi, è bello arrivare al Mugello da primo in classifica, ma il Comendone è più forte. Ah, lo sai. Non è scritto proprio così. In qualifica 23esimo posto, malissimo, sono un po' preoccupato per questa gara al Mugello. La gara di casa, con il pilota di casa, con la moto italiana. Rischiamo di far da cagare. Purtroppo ho beccato dopo il diluvio impossibile, ha fatto delle qualificazioni orribili. Vabbè. Adesso dobbiamo fare la super remontata. Vai Comendone, che comunque abbiamo la Ducati, moto italiana, ragazzi. Siamo proprio tutto Italia in questo momento. E la cosa mi gasa molto. Devo vincere subito con la Ducati. E dopo, ragazzi, c'è la Honda. Chiaramente poi, solo per voi, voglio chiudere in Moto 3 per cercare di vincere anche il mondiale in Moto 3, che non ho mai vinto. Ho vinto Moto 2, Moto GP, ma non Moto 3. E salutare tutti, salutare soprattutto il nostro malesiano di merda, che mi manca troppo. Mi manca troppo il malesiano di merda. Rosy Binder e la principessa Sissis. Sono i tre big, fioi. Tanto il Comendone ciaccolando sta dominando con un nono posto ormai. Bravo veneziano, mamma mia. Cosa stai tirando fuori veneziano da questa moto? Mamma mia, sei da pippe. Vogliamo la pippa da Tori. Eccoci qua. Ocio, che c'è Nicolino. Ciao Nicolino. Comunque in Ducati rompono i coglioni. Cioè, in Yamaha arrivavo quinto e erano contenti, che sboccio. In Ducati arrivo secondo e mi rompono i coglioni. Non lo so. Che bello guidare tranquilli con la consapevolezza di essere campioni del mondo. È una goduria mondiale. Vai Comendone, prendi la scia, Brad Pitt. Dai che c'è Pitt. Vai, vola il Comendone. Bravissimo Comendone. Molto bene. Allora, andando tranquilli, senza affanni, senza robe. Sesto posto, perfettus. La prossima è Catalogna, là sono 25 punti sicuri. Stiamo limitando i danni alla grande nella prima parte, che è sempre la parte un po' problematica per il Comendone. Se andiamo alla grande nelle piste favorevoli, vinciamo alla grande sto mondiale. Questa Ducati mi piace. Bravissimo Comendone, bravissimo.
Quinto posto, però mi piacerebbe andare a podio almeno in casa, eh. Il podio casalingo, il podio comendiano. Vola, 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 Comendone. Oh, Valentino comunque sta andando alla grande, eh. Anche in questa stagione Valentino c'è. Curva presa malissimo questa, curva presa proprio di merda. I primi volano purtroppo. Vai Comendone, vai Comendone, vai Comendone, vai, puoi uscire meglio di Marchetto Marquez. Dai, ciao Marchetto, inizia, c'ho le Honda, una potenza incredibile. Giro record del magnifico. Ma il Comendone si inserisce tra Lorenzo e tra Pedrosa e Marquez. E siamo terzi. Adesso tentiamo un final lap comendiano. Giro record di veneziano intanto. Una delle gare più pulite del veneziano in carriera questa, eh. Dai che possiamo tranquillamente arrivare secondi. Primi no, però secondi sì. Bravo Comendone, bravo. Dai che Rossi, devo andare davanti a Rossi per rosicchiare punti. Ho voglia di rosicchiare. Bravo Comendone, un rischio calcolato veneziano. Questa è un po' l'ha presa larga questa purtroppo. Oddio no. Ah, mi salvo il secondo posto per degli errori proprio banali, proprio alla fine, come al solito. Ah, ma la gomma è finita però, adesso me ne sono accorto. Dai, almeno secondo, mi basta il secondo posto per rosicchiare punti a Vale, cazzo. Che mondiale, mi sta piacendo molto sto mondiale. Vai Comendone, questa può essere la tua curva, si è presa in pieno. E invece no, sbagliatissima. Mamma che cagata. E mi supera anche Pedrosa, Dio santo. Tutto perfetto tranne le ultime due curve, un po' come al solito. Dai, almeno terzo. Peccato però, peccatus. Terzo posto comendiano, ma Rossi guadagna altri punti. Ottimo Comendone comunque, sì. Punti in più e la conferma che il suo pacchetto è ancora, io ho il paccone. Basta con sto pacchetto, vaffanculo, Meda. È il pacchetto. Ma chi lo vuole il pacchetto? Tori vuole solo il paccone. Guarda, email. Basta, guarda, Ciabatti mi ha rotto la minchia. Oddio. Ecco la zoccoletta personale, molto bene. Twitterone. Allora, Pedrosino, visto che sporterate con veneziano, peccato per il trash contro non per me il cazzo. Valentino Rossi, ragazzi, quanto tempo che non correva una gara così. Aio. Rimuginare su cosa non ha funzionato oggi, non ha molto senso, meglio pensare a Montmelò, vai Comendone, ciao. Catalogna, ultima gara di questo video. Qua dobbiamo vincere assolutamente, 17 punti di vantaggio per Vale Rossi sul Comendone. In questo momento mondiale italianus, che bello, vaffanculo sti spagnoli maledetti. Allora, email, solite email di merda, obiettivo prima posizione. Ok. Twitterone, allora, Christian Strauss. Mi aspetto un gran weekend, l'autista, domenica si corre Catalogna, Pedrosino forse una gara piccola novità. Ragazzi, ciao. Pole position comendiana in Catalogna, Valentino Rossi però è secondo. Vai, raga, pole position comendiana, ma Rossi è secondo, vicinissimo. Dai ragazzi. Partenza di merda purtroppo. Questa moto in partenza fa cagare. Che partenza di merda. Dai, subito, internazzo puro. Siamo settimi, non che credo. Dopo una pole meravigliosa. Rossi è terzo. Bravo Comendone. Adesso le Honda però non devono scappare via.
Mi ricordo una grande vittoria l'altro anno all'ultima curva contro Lorenzo, un qualcosa di epocale. E da là è iniziata la scalata verso il titolo mondiale. Grandissimo Comendone, vale il quarto. Devo vincere però, devo vincere. Attenzione, curva presa malissimo, e infatti Rossi era avanti di nuovo. Dai che non posso mancare l'appuntamento con il Gran Premio di Catalogna che ho vinto sempre praticamente. Terzo posto, ma le Honda volano. Primo giro completato Marchetto Marquez, fastest lap. Altra curva presa di merda. Niente, stiamo andando male, ragazzi. Andiamo tranquilli. Se volevo fare una guida più tranquilla, volevo frenare un po' di più. Ho visto che con la guida troppo aggressiva non ho combinato niente. L'altro anno ho guidato con più calma e ho vinto il titolo. Questa Ducati è un po' meno prestazionale rispetto alla Yamaha e quindi faccio un po' di fatica. E devo stare almeno davanti a Pedrosa perché ho davanti Vale e Pedrosino. Niente da fare, le Honda sono più veloci. Dai l'impresona. Rossi indietro, per fortuna. Ciao Pedrosa. Sorpasso perfetto, non puoi sorpassarmi di nuovo, ti prego. Cazzo, Pedrosa non molla. Bravo Comendone, esternazzo purissimo. Adesso c'è Marchetto Marquez e inizia l'ultimo giro. E inizia il final lap. Non riesco a vincere però, cazzo, solo per una vittoria finora a Qatar. Madonna che sorpasso, ma l'ho azzardata un po' troppo, infatti Marquez mi ha risuperato subito. Devo fare un giro record come quello dell'altro anno, che abbiamo superato Lorenzo all'ultimo giro. Dai veneziano. Dai veneziano, porca puttana. Non è che c'è ancora Pedrosa vicino comunque. Niente da fare, Marquez è troppo veloce. Madonna, Marquez veramente sta dominando. Niente da fare. Al 90% è persa, cioè secondo posto. Mignottona schifosa. Niente. Vabbè. Devo tentare adesso ma sono troppo distante purtroppo. Niente da fare, secondo posto. Mi sto piazzando tanto ma ho vinto solo una gara. Ottimo Comendone. Punti importantissimi in ottica campionato e la consapevolezza di poter puntare a risultati importanti. Certo, vecchio. 10 punti di vantaggio di Valentino Rossi. Primo Vale, secondo Comendone. Ok. Vediamo le email. Reading trap. Ancora. No, mi sto rompendo i coglioni però. Buono. Twitterone. Marchetto Marquez, complimenti a Veneziano. Aia ad Assen andrà meglio. Pedrosino. Spero che il nostro duello abbia divertito, sì. Classifica. Valentino Rossi 112, Comenda Veneziano 102, 10 punti di vantaggio. Mamma mia.
mondiale meraviglioso anche questo, raga. Un saluto al commendatore veneziano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.